L'idea nuova è quella di effettuare la riqualificazione delle due piazze centrali, Piazzetta Loggia e Piazza Marconi, usando fondi statali PEBA per definire un disegno urbano di connessione con matrici a pressione per simulare il porfido e il lastricato di pietra. L'eliminazione delle barriere architettoniche consiste nel fare livellare tutti quei piccoli ostacoli spesso invisibili di cui le nostre città sono piene. Questo intervento fa delle due piazze centrali un solo grande piano calpestabile, ma lo fa con riferimenti formali ricercati dentro la storia urbana di Malo. Sappiamo anche che spesso, al cambiare delle amministrazioni comunali, vengono archiviati progetti redatti su incarichi dati dalle passate amministrazioni per approntarne di nuovi. In questo caso, l'attuale amministrazione ha recuperato un progetto del 1994 dell'architetto Diego Peruzzo, riconoscendone la validità di approccio storico-formale, e lo ha messo in cantiere. Piazzetta Loggia. Il progetto delimita la piazza con una linea di colore chiaro, marcando la sua particolare forma triangolare. Una cornice quadrata di colore chiaro, larga 50 cm, segna il perimetro di quella che, un tempo, era la Loggia, un edificio che, per 4 secoli, è stato il cuore della vita pubblica maladense. Una prima mappa cinquecentesca mostra la loggia composta da archi sui 4 lati e ad un solo piano. In un'altra mappa datata 1509 compare l'edificio con al piano terra il portico a giorno con funzione di mercato coperto, con sopra lo spazio consigliare, protetto da una copertura a 4 falde. Per spiegare lo sviluppo storico della loggia sono state appese delle tavole esplicative sopra un muro cieco situato a destra della piazza. Piazza Marconi. Nella piazza si biforcano da sempre 2 arterie importanti per il transito veicolare. Una conduce verso Vicenza, l'altra verso il Colle di Santa Libera e salendo a Monte Pian. Una linea disegna un grande arco di colore chiaro che, simulando la pietra, divide l'area dedicata al traffico da quella destinata ai parcheggi, ma pronta a diventare spazio urbano protetto quando si devono svolgere manifestazioni di vita collettiva. Per rafforzare maggiormente questo aspetto pubblico, alcuni posti auto hanno una texture a terra di colore chiaro per simulare delle lastre di pietra. Un disegno visto in alcune fotografie storiche, dove compare lo spazio di un plateatico sopra il quale, si racconta, si posizionava un'orchestrina a rallegrare il cuore del paese. Connessione tra le due piazze. La connessione viene svolta dalla facciata neoclassica dell'edificio, che si prospetta frontalmente per chi sale da via Chiesa per raggiungere il centro. L'edificio, costruito durante il Regno Italico, si evidenzia per le sue colonne tuscaniche, che ne definiscono l'elegante ritmo architettonico. Il palazzo diventa poi municipio nel 1866 e, tra le 2 guerre, sede della Casa del Fascio. Il progetto prende spunto dal ritmo delle colonne della costruzione per disegnarne a terra la loro sequenza con fasce di colore chiaro e con la texture che riprende la pietra intervallate dal grigio scuro della matrice che ripropone il porfido. Questo disegno, nobilitando lo spazio stradale davanti all'edificio, induce al rallentamento delle auto in transito.
Concludendo, questo progetto crea relazioni formali che non sono bizzarre invenzioni dell'oggi, ma studiati riconoscimenti di segni depositati al suolo da uomini che ci hanno preceduto, uomini che amavano il loro paese, tra i quali, come non ricordare, Luigi Meneghello, un letterato per uso del dialetto, che in Libera Nossa Malo scrive: le piazze e le strade erano la nostra agorà, uno specchio di parole, il quadro rallegrante di una vita fatta non solo di triboli, ma anche di incontri, di avventure, di capricci alati, di riflessioni, di liberi eventi.